Allora, eccoci rientrati in studio per l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti di trasmissione di questa serata che abbiamo dedicato alla questione della macro regione. Allora, Cesaro, allora, a parte l'ultimo intervento, se c'è la finanza, come dice il professor Casa, se c'è la finanza, ma la finanza in fa Veneto e a Venezia. Ma la finanza fa gli interessi propri. Se per finanza si intende quella che intendiamo un po' tutti. Se per finanza quella che intendeva Casem era soldi dello Stato destinati a far sì che Venezia divenga un'eccellenza. Non ci sarà mai, perché poc'anzi mi permettevo di ricordare a loro signori che c'è un'università in Germania che raccoglie l'80% dei fondi per la ricerca rispetto a tutta l'Italia. Voi non so se avete visto 15-20 giorni fa una trasmissione molto educativa su una rete nazionale che parlava delle nefandezze sulla ricerca in Italia. Ilaria Capua dov'è che è andata? A Cantù? A Florida. Monopoli? Florida, è andata negli Stati Uniti. È andata via. Cioè non è una giovane, è una signora che aveva delle capacità non indifferenti, mi pare di aver capito. Vanno via tutti perché in Italia non ce n'è più per nessuno. E in Italia, come diceva prima Gottardo, in un momento che ha spesso questi momenti di magna lucidità, ecco, voglio dire, parlava delle baronie. Ci sono ancora adesso le baronie, come 50 anni fa. Nulla è stato fatto, neanche dal tuo partito attuale e precedente, per debellare questo cancro atavico che abbiamo in questa Repubblica nata da tutte queste robe qua. Questa è la realtà, cioè la gente che dovrebbe tornare in Italia, professor Case, non tornerà giammai, perché in Italia cosa viene a fare in Italia? Va a fare il voucher a 7,50 € all'ora? 1.300.000 persone l'anno scorso inItalia hanno lavorato con il voucher. I primi 6 mesi di quest'anno, trivellato, più 40%. Ci abbiamo dedicato una trasmissione a questa cosa qua. Cala, perché basta lavorare solamente un'ora alla settimana, retribuiti, per essere occupato. Questa è la drammaticità. In Italia non c'è più lavoro, né pagato bene né pagato male, tanto più per eccellenze cerebrali, come ne abbiamo molte in Italia, devono andare all'estero. Cosa stanno a fare? Vanno al McDonald's a lavorare, a fare i McBurger a 2,50 € o a 5 € l'ora. Sentiamo il signor Maurizio che è in attesa da un po'. Buonasera signor Maurizio, lei chiama da dove? Non sapevo mica. Buonasera, da Verona. Prego. Buonasera, niente, volevo chiedere, la vostra macro regione cosa prende? Non so, la Lombardia, il Piemonte, il Triveneto. Il Triveneto, quindi il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Benissimo, l'Alto Adige. Lì me ne rida. No, perché proprio, c'è l'Alto Adige che già, noi veneti, l'Alto Adige, sì, ma non riesco a capire, poi sarebbe una specie di sessione la vostra. Come, scusi, può ripetere? Che Scissione. Sarebbe una specie di sessione. La sessione, cioè ci stacchiamo da... No, non ci si stacca dall'Italia, è solo una macro regione che però, inglobando tutte e tre le regioni, 2 autonome e una no, un po' di autonomia arriverebbe probabilmente anche al Veneto. Questo è lo scopo. C'è da dire, come dicevamo in apertura di trasmissione, che è nel programma di governo una revisione anche delle regioni e di riorganizzare il nostro paese in macro aree sostanzialmente, però dovevano essere inserite nell'ultima riforma, nella riforma costituzionale che andremo a votare a dicembre, e invece non ci sono, perché evidentemente c'era il timore di andare a toccare degli interessi, quello delle regioni autonome, che potevano essere delicati, e così si è scelto di lasciare in stand by questa situazione. Però piuttosto che le macro regioni vengano calate dall'alto, quindi da Roma, potrebbe essere meglio invece riuscire ad avere un voto, un referendum. La Costituzione permette di fare questo. Certo, la Costituzione adesso ci vorrebbe un attimo cambiarla, chiaramente oltre il 12° articolo,
non riesco a capire questo no a questo referendum. Cioè, si cambia la Costituzione, non i primi 12 articoli che sono la base della Costituzione, ma su altri articoli che potrebbero anche essere cambiati tranquillamente. Benissimo, signor Maurizio, adesso proviamo a risponderle, in studio. Gottardo, vuole rispondere lei? Signore, se segue la trasmissione allora si rende conto di cosa parliamo. Ma io sono anche ottimista. Su questa immigrazione dice, ma che cavolo dice che sia solo una cosa negativa? Quando mi emigra il capo della Banca Europea che si chiama Draghi, da te citato prima in fuori trasmissione, io sono contento, non la sento un'immigrazione. Quando Rubbia presiede degli istituti mondiali di ricerca nucleare, io non lo sento un immigrato, sento una proiezione positiva per il mio paese. Quando la direttrice del più grande centro di ricerca sull'atomo che ha sede a Ginevra è un'italiana, ma dove sta l'immigrazione? Il problema sta che noi non siamo attrattivi per i giovani americani, per i giovani tedeschi a venire a studiare qui. Gottardo, abbiamo un argentino qua che ha preso una posizione. La crisi è che noi, l'ultimo Nobel che abbiamo preso, l'hanno dato ad un attore, Dario Fo, che è l'ultimo grande partito nato qui in Italia, è stato fatto da un grande attore. Questo ci considerano nel mondo. Beh, insomma, e non abbiamo nelle ricerche. Qual è l'ultimo il premio Nobel per la pace a Obama? Dai, va bene che il premio Nobel per la letteratura. L'ultimo Nobel che abbiamo ricevuto ci sta. Scusami, è stato quello del professor Natta, che ha inventato la chimica, la plastica nella chimica, e noi avevamo la chimica in salita in Italia e ce l'abbiamo fatta, stavo per dire una brutta parola, ce l'hanno fatta fuori. Quindi è noi che siamo arretrati, e per fortuna che nuove generazioni o livelli di intelligenza apicale trovano anche cittadinanza dall'estero. È la parte di ritorno che non c'è più, e quando il barone universitario non prende indietro un bravo ricercatore che ha avuto successo in città, in università internazionali, perché ha il suo allievo personale, se no il suo parente. Qui l'arretratezza del paese, noi dobbiamo scuotere questo tipo, e pensiamo che scuotiamo questa arretratezza perché inventiamo, su questo ha ragione Cesaro, parliamo in inglese. No, qui ragazzi andiamo alla sostanza, perché i ragazzi che hanno avuto fortuna nell'istituto di ricerca in America o in Inghilterra parlando l'inglese, noi qui non lo riceviamo più, perché qui ancora abbiamo le baronie, questa è la verità. Però posso dirti una roba? Prego. Prima parlavi di Natta come Nobel, abbiamo avuto Nobel, la Rita Levi Montalcini, abbiamo avuto come Nobel Carlo Rubbia, abbiamo avuto come Nobel altri, insomma anche dopo sto Natta, sul piano però insomma gli effetti. Scusate. Non farmi parlare su queste cose, perché su alcuni sono stato anche testimone personale. Io vorrei l'ultimo ricordare Nobel che ha fatto storia vera nell'industria italiana è Natta. Ma Dulbecco, te lo ricordi Dulbecco? Sì. Ha preso il Nobel, insomma non è che sia un Nobel finto di cartone, ha preso il Nobel cioè, non è solo stonata, ma poi anche un cognome. Uno dei presidenti americani era Reagan ed era un attore. E difatti la democrazia americana è in crisi. Allora. Siamo già post democrazia, e lì in America la democrazia sono dinastie pseudo aristocratiche di famiglia. Finisce adesso. Perfino Clinton. la nuova ma Clinton. finisce. Tanto per capire, siamo già un paese post democratico. Vince Trump la democrazia è un gioco lì. Vince Trump. Andiamo un attimo sull'argomento della serata, Marello Ritter. Allora, ci sono alcuni temi che sono rimasti così latenti, insomma ci vorrebbe sicuramente più tempo. Le aziende che se ne vanno, i cervelli che se ne vanno, un territorio che forse in una macro area organizzata potrebbe trovare
In questo momento sicuramente l'aggregazione, io parlo ovviamente per l'impresa, è fondamentale, è un requisito sicuramente fondamentale, perché si crea quella struttura in grado di essere competitiva in un mondo globale e si creano e si aprono quelle posizioni che permettono ai cervelli uscenti dalle nostre università di trovare. Ma ad esempio ci sono ancora le aziende che vanno in Carinzia piuttosto che, oppure è un fenomeno che è scemato come fenomeno sicuramente. Alcuni lo fanno ancora, soprattutto dove la manodopera è prevalente e quindi ha un costo del lavoro che è sicuramente invece uno degli obiettivi da mettersi, anche questo a breve termine, quello di ridurre il costo del lavoro dipendente. Allora sì, si va, abbiamo regioni a fianco, che va dalla Carinzia all'Albania, dove un dipendente costa 150 euro l'anno lorde. Al mese lorde, quindi capiamo bene che vuol dire 20 volte il costo di un operaio italiano, quindi dove c'è purtroppo questa tipologia, sì, certo ci sono ancora questi fenomeni. È per questo che noi non dobbiamo pensare di metterci a competere sulle quantità o su prodotti sicuramente non di top di gamma o non sulla qualità o sull'innovazione, perché è quello su cui possiamo fare la differenza. Ci sarà sempre qualcuno che farà il prezzo più basso di noi, ci sarà sempre qualcuno che avrà il costo inferiore di noi, quindi noi dobbiamo puntare solamente all'eccellenza, solamente a essere quelli che gli altri inseguono e non viceversa. Certo, e quindi avere anche le idee. Cacciavillani, allora, un referendum unico per la macro regione potrebbe essere un'ipotesi non del tutto campata in aria se le cose vanno come dovrebbero andare. Cioè se il procedimento ma senta, prima non l'abbiamo letto, ma c'erano degli SMS che arrivavano ad esempio anche dal Friuli, adesso non mi ricordo, ce n'era uno in particolare che diceva qui bisogna fare i conti. C'è un primo referendum veneto per proporlo alle altre, poi ci sarà il secondo referendum triregionale e quindi ci sono due passaggi. Le due passaggi, evidentemente le cose potrebbero complicarsi nel secondo referendum a tre. Appunto non è una lesione, per carità. Non possiamo decidere per gli altri. La bocca la si lega solo ai sacchi, come si diceva prima. Eccolo qua, vediamo se ecco, buonasera, sono Gambellini, presidente di Patrie Friulane, il maggior partito autonomista del Friuli. Ritengo che per parlare di macroregione si debba ascoltare tutti, anche i friulani, che a differenza di Trieste non sono d'accordo e siamo 1 milione. Perfettamente d'accordo con lui, è il secondo referendum e là bisognerà giocarsela e ognuno potrà dire la sua. Noi dobbiamo fare il referendum nostro se avviare il procedimento interregionale. Ma secondo lei Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, che interesse potrebbero avere a legarsi al Veneto? Di fare il discorso che faceva il professor Casi, di fare massa critica, di creare un'area geografica, economica, culturale omogenea di fronte. Il punto è che se, come Cottardo diceva, si andrà verso una riorganizzazione delle 20 regioni, che è una arlecchinata, lo Stato ne farà 9, 7, 12, non lo so. Ora che sia lo Stato a imporlo da Roma è un conto, ma preferisco che sia dal basso, che dicano mettiamoci insieme noi, lo Stato dovrà prenderne atto, che poi Piemonte, Lombardia, Liguria lo facciano spontaneamente o per imposizione romana. Questo è un altro discorso. Io preferisco la strada dell'autonomia, farmela da me piuttosto che subirla imposta da altri. Mi concederà però che questo referendum non è che sia propedeutico all'autonomia,
È una consultazione fra persone libere. È un primo passo. No? Sì. A un certo punto io vorrei rivolgermi, e non è questa la sede, a tutti i movimenti autonomisti. No, indipendentisti, che è diverso. È un po' diverso, no? No, a tutti questi movimenti. Ecco, a un certo punto, vogliamo per cortesia vedere fuori. Il professore, l'ho citato prima, il professor Recheio in Spagna ha lanciato 30 anni fa, sono 30 anni che si stanno macerando, cioè le teste non si fanno come attaccando la spina e il motore gira, bisogna creare convincimenti, e non è una cosa semplice. Una maturazione culturale non si fa dalla sera alla mattina o per slogan, si fa attraverso una meditazione. Bisogna avviare, e questa è la ragione anche di la ragione di questa nostra iniziativa, che non è che abbiamo l'asso nella manica o sicuri di arrivare, stiamo facendo una battaglia, cominciando una battaglia di maturazione, un procedimento di maturazione culturale, perché il tutto avvenga per autogerminazione e non per imposizione dall'alto. Questo è un discorso, per carità. E questo sono l'unità d'Italia è venuto in un secolo di battaglie. Sì, vabbè, per carità. C'è voluto decossa, ma cosa? Dal 1848, prima guerra di indipendenza, fino al 1860. L'ultima guerra che ha unificato l'Italia no, 66 è nel Veneto, ma 1860 è l'unità d'Italia, viene definita nel 1800. Con Napoleone. Noi siamo arrivati nel 66. Vabbè, stiamo facendo delle disquisizioni storiche. Io ritengo, anche se io presumo che questo referendum sia come, ma con tutto il rispetto, sia come chiedere alla totalità del globo terracqueo se sono favorevoli alla pace nel mondo. È ovvio, siamo tutti favorevoli alla pace nel mondo, a far 3 volte Natale o non so cosa, sono cose, mi perdoni avvocato, ma sono 50 anni dal 70 che ne parliamo, e poi non sono dimenticati le leggi, ma voglio dire, magari parliamo e ricordiamoci però di quello che stiamo discutendo. Non se ne è mai parlato seriamente, questo è il punto. Vediamo un po' se a me sembra una roba che non sta nelle scuole. Allora, Cesaro si contraddice per il semplice motivo che lui, come imprenditore, perché se no non sarebbe imprenditore, sogna, pensa, rischia e anche ci riesce, perché se no non sarebbe qua come imprenditore, e allora pensa avanti. Bisogna che smettiamo di autoflagellarci, basta. E ci sono stati degli errori, abbiamo fatto un'Italia strana, abbiamo fatto queste cose. Bene, il futuro è oggi, se c'è uno spiraglio in questa, se non vogliamo fare una rivoluzione, perché possiamo anche andare per le strade a fare una rivoluzione, però la cosa mi risulta difficile in questo momento, salvo che non succeda qualcosa di strano. Ma se vogliamo cominciare a pensare e organizzarsi in maniera alternativa, cominciamo a discutere, creiamo un humus su cui incominciare a credere, no? Ed è possibile farlo perché, ripeto, siamo seduti su una montagna di oro, solo che non ce ne rendiamo conto. Il Veneto geopoliticamente, storicamente, è l'epicentro dell'Europa. Che poi la Germania dica ma loro sono a sud perché arrivano i negri, non ce ne frega niente. Il problema è che noi abbiamo una potenzialità di esperienza, di iniziativa che è insita nel popolo veneto, che ha la capacità, e io l'ho visto dopo la guerra, ripeto la storia della riviera del Brenta, ma la stessa cosa vale per tutta l'area di Vicenza, di Verona, eccetera. Le fabbriche nascevano come funghi, ma sul niente, sulla povertà, la gente che lavorava 12 ore al giorno. Abbiamo sentito anche che il tessuto allora cosa avrebbero dovuto dire loro? Ma allora Garibaldi qua e là. No, si sono messi, riboccati le maniche, avevano un'idea,
c'era la possibilità di farlo e ci credevano, perché le aziende crescono, nascono e crescono se ci credi. Poi ci vuole l'abilità, ci vuole tutta una serie di esperienza che nasce e che cresce, se no Cesaro, la tua azienda non ci sarebbe. Posso dirle, se tu non ci credessi. Casa, mi scusi, lui ha citato un proverbio, la bocca si chiude solo ai sacchi. Posso citarne uno anch'io? Prego. Chi vive sperando muore cantando, cioè, voglio dire, cioè, io ho molte speranze, però bisogna anche fare i conti con la realtà, e siccome io non vivo su Marte ma vivo su questa peregrina terra, so che ci sono delle cose alle quali puoi ambire, ci sono delle altre cose che servono solamente per riempire gli spazi lasciati vuoti da cose molto più importanti. Insomma, ecco, in questo momento avremo bisogno non tanto secondo me di un referendum sull'autonomia, ma avremo bisogno di qualcuno che a Roma, e prima non so chi l'abbia detto, tu forse, ma che facesse un piano, tu l'hai detto, un piano industriale per questa nazione, a prescindere dalla macro regione Veneto, i Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige, che facesse un piano affinché i giovani, le nostre menti più eccelse non se ne vadano all'estero ma restino in Italia. Questo è importante. Sono piante da coltivare. Posso dire una cosa? Allora, non nascono per caso i giovani. Quando uno fa una TV, prima di pensare all'arredo di uno studio, pensa a comprare le telecamere, giusto? A comprare un banco di regia. Ecco, io penso a queste cose che sono più importanti, penso alla sostanza, la forma è altrettanto importante, ma quando ne avremo tempo, io penso che se andiamo avanti così, caro il mio professor Case e caro il mio avvocato Cacciavillani, non avremo neanche più tempo o spazio per discutere, per sognare addirittura, perché non ci resta più niente, avvocato. Mi scusi questa domanda, ma lei pensa che sta Italia così arlecchinata, mi lasci dire, con le 20 regioni che sappiamo, lei pensa che sia in grado di darsi un piano industriale omogeneo, o non è più pensabile a dei nuclei, il nord-est, il nord-ovest, ma posso essere d'accordo con lei, avvocato, ma posso essere d'accordo con lei, ma questo è ancora nel mondo dei sogni, quelli che citava Case. Noi facciamo un referendum consultivo, lo faremo fra 1 anno, 2 anni, i veneti andranno a votare per il 70%, diranno per il 98% sì, e poi non succederà nulla, nulla succederà, e lo sa che non succederà nulla. La vostra enfasi accademica sarà finalmente esaudita, ma per la gente normale che lavora non cambierà un emerito nulla. Nulla, ho detto, amici. Apprezziamo. Facciamo rispondere, dobbiamo chiudere. È più facile che un piano industriale nasca da 3 regioni abbastanza omogenee, se non dalle 20. Ma abbiamo bisogno adesso, non fra 1000 anni, adesso, domani. Renzi, invece di venire qui a stringere le mani alla CLAC, non so se è pagata o meno, ecco, dovrebbe dire: io l'anno prossimo incentivo la chimica, biochimica a Marghera, per dire. Chi è che lo dice? Nessuno, facciamo i referendum, vabbè, faremo i referendum, mangeremo pane e referendum. Professor Case. Ma accetto tutte le obiezioni che sono squisite, anche perché poi da queste obiezioni nasce un contraddittorio positivo, quindi su queste dobbiamo confrontarci. Che tipo di macroregione vogliamo presentare perché sia realistica e abbia un piano reale, un piano che possa essere applicato, attuato? Io ci credo come ci ho creduto quella volta che ho acceso il primo ripetitore, è arrivato il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni a sequestrare le macchine. Allora, sapendolo per tempo, sostituimmo la macchina con un catorcio, sequestrarono il catorcio, quando uscì la polizia postale noi riattivammo di nuovo l'impianto e questi si meravigliavano. Rivoluzione si chiama, certo. Si chiama quella che lui aborriva prima. Noi abbiamo aperto la strada, e con il ricorso alla Corte Costituzionale, con il ricorso al Consiglio di Stato, eccetera, abbiamo aperto la strada alla comunicazione. Chi ha assassinato la televisione italiana lo so chi. È un certo
Silvio. Il padre adottivo putativo di Matteo Renzi, sì, che è esatto. l'amico di Settimo Perché dalla liberalizzazione di un mercato fiorente, attenzione, che eravamo in un periodo di crisi e l'Europa era in crisi inizio anni 80, fine anni 70, inizio anni 80 era in crisi, l'Italia andava come una fionda perché attraverso le televisioni nascevano i mercati. La gente incominciava, compravano le pentole, compravano i materassi, compravano questo, compravano e nascevano industrie sull'onda della televisione. E questo doveva continuare perché, torniamo al discorso, la diversità e l'eccellenza di un popolo, non l'omologazione. D'accordissimo. Invece abbiamo omologato la televisione, abbiamo fatto una legge per uno solo, la legge Mammì, che io quel tempo ebbi modo di incontrarmi col ministro Mammì e lo mandai tranquillamente a quel paese, non si offese nemmeno perché non gliene fregava niente, e fecero una legge su misura. E la fece l'avvocato del gruppo Fininvest. Bene, ci fermiamo qui. Grazie a Bruno Cesaro, a Jonathan Morello Ritter, grazie a Settimo Gottardo, grazie all'avvocato Ivone Cacciavillani, grazie al nostro editore, ai telespettatori che ci hanno seguito. Io vi auguro una buona notte, ci ritroviamo venerdì prossimo sempre con TV7 Match su TV7. Buona serata. Matteo Renzi non è il figlio del